Terzo appuntamento con la rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, coordinata dal giornalista Calogero Conigliaro, inserita nel cartellone estivo di Costa Bianca Estate, organizzata dal comune di Realmonte, diretto dal sindaco Sabrina Lattuca. Un incontro con gli autori Alberto Todaro e Nuccio Zicari avvenuto presso il noto locale della Baia, alla presenza di un numeroso pubblico che con interesse ha ascoltato le letture dei testi di Salvatore Nocera Bracco, che hanno descritto le emozioni che gli stessi autori hanno vissuto durante i loro viaggi in Tanzania, in una sorta di diario di viaggio. Il volume, intitolato ADT, Racconti di Africa, è stato edito dalla casa editrice agrigentina Medinova, presenti all'evento anche Valerio Landri, direttore della Caritas, Annalisa Tornambè dell'Associazione Aquarinto, Antonio Liotta, editore di Medinova, e il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca. Memoria e patrimonio, questa è la terza attività che si fa nell'ambito della rassegna letteraria che il Comune di Realmonte ha realizzato per mettere a fuoco e valorizzare non solo le bellezze paesaggistiche che abbiamo, ma anche e soprattutto la cultura, quindi promuovere il territorio attraverso la cultura. L'attività di questa sera riguarda la presentazione di un testo, si chiama Aditi, scritto a quattro mani da Nuccio Zicari e da Alberto Todaro. Sono dei racconti leggeri, come hanno detto gli autori, descrivono l'Africa attraverso i bambini, attraverso la loro quotidianità e attraverso le loro nonne. A me ha colpito anche però l'ultimo racconto tratto da una novella di Pirandello, Il capretto nero, e quindi i capretti neri, che sta a significare che ancora purtroppo vi è la retorica della carità e quindi ancora tanti passi avanti si devono fare per fare sì che queste popolazioni possano raggiungere un equilibrio loro e una loro autosufficienza. Realmonte è sempre presente rispetto alle tematiche che guardano non solo alla ricchezza, ma anche quindi patrimoniale, ma anche alla ricchezza dell'anima, e quindi non potevamo non trattare questo importantissimo argomento. Io vado in Africa dal 2004 e sono un volontario di Lingua Ieto. Ogni anno, insomma, comunque quando si può, negli ultimi anni non si è potuto, io vado in Africa e tornando scrivo dei pezzi, delle impressioni che ho raccolto in questo libro. C'è ad esempio il primo pezzo è un diario di viaggio, il diario del mio primo viaggio. Poi c'è per esempio un piccolo glossario, in Tanzania si parla lo Swahili, è un piccolo glossario di Swahili, ma in realtà non è un corso di Swahili, è semplicemente da alcune parole Swahili cerco di spiegare cosa significano e cosa significano per quelle persone. E poi ci sono per esempio dei ritratti di persone che abbiamo conosciuto. Un altro pezzo molto importante è un confronto, una sorta di intervista doppia che io ho fatto tra un bambino di Isimani e un bambino italiano. Fanno le stesse cose, vanno a scuola, giocano, stanno in famiglia, ma in maniera totalmente diversa, per cui veramente il contrasto è stridente. Poi c'è anche il ritratto di un bambino che si chiama Caiuco, e l'ultimo pezzo al quale tengo molto peraltro è un pezzo tratto da una novella di Pirandello, Il capretto nero. La presentazione di questo libro, che narra l'esperienza missionaria in Tanzania nella missione di Isimani nel distretto di Iringa, è un invito a riflettere su cosa voglia dire vivere l'esperienza della missione in un'ottica di comprensione delle ragioni delle migrazioni. È importante per noi ripercorrere l'esperienza vissuta da Alberto Todaro e da Nuccio Zicari in Tanzania all'interno della missione agrigentina di Isimani, proprio per questa ragione, per comprendere meglio le ragioni delle migrazioni e riuscire ad avere uno sguardo più ampio sul migrare umano.